Due gli arresti effettuati a Montaperto dai carabinieri mentre ladri sorpresi a rubare il materiale ferroso e bombole in un capannone. Avevano già accatastato tutto il materiale ferroso e le bombole che erano riusciti a trovare all'interno di un capannone di una ditta che produce energia alternativa presso la frazione di Agrigento a Montaperto. Lo avrebbe certamente portato via, ma i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno sventato il furto e arrestato in flagranza di reato due giovani empedoclini. Il costante e attento controllo del territorio ha portato quindi stanotte i carabinieri in un capannone di una ditta che produceva energia alternativa a Montaperto. Qualcuno poco prima aveva segnalato che due persone erano riuscite a intrufolarsi all'interno della struttura. Quindi è scattata immediatamente la verifica, l'area è stata circondata e, badando bene a non essere visti né sentiti, i militari dell'Arma hanno effettuato il sopralluogo. Per prima cosa i carabinieri hanno trovato il cancello d'ingresso divelto. Nel piazzale dell'azienda, accatastati, c'era poi diverso materiale ferroso e le bombole già pronte. Tutto era in attesa di essere portato via, non c'è stato però il tempo per farlo, in quanto i due giovani sono stati sorpresi al lavoro. Ad essere bloccati sono stati un 22enne e un 19enne, entrambi residenti a Porto Empedocle. I due sono stati arrestati quindi in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e per porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Durante la perquisizione ad uno dei ragazzi sono stati trovati anche pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. L'empedoclino è stato quindi segnalato alla prefettura di Agrigento come consumatore abituale di droga. I carabinieri hanno così sequestrato due motocicli utilizzati dai ragazzi per commettere il furto. I giovani empedoclini, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati quindi posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del doppio arresto.